Bentrovati cari amici, bentrovati con questa nuova pagina, terza pagina della cultura proposta da questa emittente di informazione. Emittente di informazione che ha bisogno del vostro massimo sostegno perché, come ben sapete, stanno tentando di limitare la presenza di emittenti che operano nell'informazione locale. In questo senso, il prossimo 10 giugno ci sarà una manifestazione a Roma per cercare di convincere il MISE, il Ministero preposto, a darci sostegno, ma il sostegno lo abbiamo bisogno anche da voi. Sono emittenti importanti, sono le emittenti che presidiano il territorio e sensibili alla cultura, nobili, nobili come la cultura. Ma passiamo a questa nostra proposta. Vi portiamo ad una bella esperienza del 2016, quando, grazie all'allora studente Paolo Tagliamento e alla sua famiglia, abbiamo avuto modo di ospitare il quartetto della Escuela Superior de Música Reina Sofia di Madrid. Paolo era studente in quella scuola. Alla guida di questa classe c'era la docente Anna Ciumachenko, erede diretta di Hugh Menuhin, che sappiamo tutti è stato forse, anche senza forse, il più grande violinista del Novecento, quindi una grande docente. Solo per dire, quando siamo stati ospiti per un concerto in occasione delle celebrazioni della Grande Guerra nel 2015, all'interno del Parlamento europeo, hanno suonato i solisti di Radio Veneto 1, la nostra orchestra da camera. Ebbene, la sala dove abbiamo suonato era dedicata a Hugh Menuhin. Non vi dico l'entusiasmo e la gioia dei musicisti nel vedere che avrebbero suonato nella sala all'interno del Parlamento europeo dedicata al loro mito, appunto a Hugh Menuhin. Detto questo, con un pizzico di orgoglio e soddisfazione, passiamo a presentare questa nostra nuova proposta. Ancora una volta abbiamo scelto la formazione del quartetto d'archi, come ben sapete, composto da un violoncello, una viola, due violini, proprio perché rappresenta la perfezione d'insieme nelle sonorità, nella sua semplicità. Non a caso, nei tempi dove la musica veniva prevalentemente eseguita nelle dimore nobili, nei saloni, Luigi Boccherini, già maestro di corte al tempo proprio dei reali di Spagna e recentemente considerato assieme ad Haydn storicamente tra i padri di questa formazione, proprio per aver intuito le potenzialità armoniche ed insieme del quartetto, per il quale ha scritto ben 91 composizioni, un lavoro che sostanzialmente ha dato le origini al quartetto moderno. E appunto, come detto, dalla Scuola Superiore di Musica dell'attuale Regina Sofia di Spagna, presentiamo i 4 allievi che nel 2016 hanno vinto il primo premio nel contest della scuola per il quartetto e Paolo Tagliamento ha vinto anche il primo premio quale migliore violino solista della scuola. Con lui David Martin al violoncello, Rachel De Benito alla viola, Muhammad Momo Hiber, talento sul quale merita un cenno per il prezioso violino che suona. È opera di Andrea del Gesù, allievo degli Amati, e padre di quel Giuseppe del Gesù, liutaio, autore del violino ancora oggi considerato il più quotato al mondo. È infatti consuetudine che ai grandi talenti vengano conferiti da fondazioni strumenti per loro pressoché inarrivabili. E giusto per dire, anche Paolo suona un violino di grande liuteria, un Rogeri, con il quale si è cimentato anche il grande David Oistrakh, spesso in duo proprio con Hugh Menuhin. Vi portiamo al nostro auditorium per eccellenza,
La chiesetta, tuttora aperta al culto, messaci gentilmente a disposizione dal signor parroco Don Carlo Maccari, e manifestazione organizzata con il patrocinio dell'allora assessore alla cultura, oggi sindaco di Farra di Soligo, Mattia Perencin, sempre persone sensibili alla nostra arte. Abbiamo parlato di Boccherini, ebbene, nella chiesetta di San Vigilio si è portato uno dei più grandi violoncellisti al mondo, quello Julius Berger, che è andato a suonare con il suo violoncello uno Stradivari appartenuto proprio al grande Boccherini per registrare opere di questo immenso autore con la resa acustica immutata, ovvero quella di quei tempi. Ma eccoci al programma che andrà in onda. Il quartetto Handel de Puertos del Estado ci proporrà di Joseph Haydn il quartetto numero 66, opera 77, Hob 381, detto anche Lobkowitz, e di Ludwig van Beethoven il quartetto numero 9, opera 59, numero 3, detto invece Razumowski. Buon ascolto e buona visione.
Paolo Parlamento, Norbert Riva, Rachel De Benito e David Martini.
Come avevo preannunciato, qualcosa di fantastico. Gli Händel de Puertos del Estado, il quartetto della Scuola Superior Reina Sofia di Spagna, ci ha deliziato con Joseph Haydn, quartetto numero 66, opera 77, Hob 381, detto Lobkowitz, e di Ludwig van Beethoven con il quartetto numero 9, opera 59, numero 3, detto invece Razumovsky. È stato qualcosa davvero di delizioso, ci siamo divertiti con questi talenti che oggi sono all'Università di Monaco per il teatro e l'arte, sempre alla corte della grandissima Anna Ciumachenko, che ha avuto modo di creare la carriera a tantissimi grandi talenti. I migliori violinisti del mondo sono sostanzialmente tra i suoi allievi. Detto questo, ringraziando sia il sindaco di Farra di Soligo sia l'arciprete Don Carlo Maccari e il sindaco Mattia Perencin, passiamo ad una piccola nota. Come vi avevo accennato, il 10 ottobre prossimo, manifestazione a Roma in sostegno delle emittenti di informazione locale. Non bisogna essere inerti di fronte a un sistema che vuole sostanzialmente farci sparire. Non è un problema di grosse reti regionali, piccole televisioni locali. Tutti, sia le grosse reti che le piccole reti, hanno bisogno di sopravvivere, perché tutti vi stanno dando un buon servizio. Nulla deve essere tolto alle grosse reti regionali, nulla deve essere tolto alle piccole reti locali. Non è una guerra tra uno più bravo e uno meno bravo. Tutti stanno facendo un lavoro serio, corretto, volto ad informarvi. È per questo che ci sembra corretto, ci sembra giusto chiedere la vostra massima solidarietà nei confronti di tutti, perché l'informazione locale è almeno altrettanto importante dell'informazione nazionale e tutti devono avere l'opportunità di poter informare, di poter lavorare, di avere a disposizione le frequenze, i canali, di avere a disposizione anche i mezzi, perché la pubblicità non è sufficiente per mantenere una redazione. E in un paese civile l'informazione è qualcosa di importante. Detto questo, mi raccomando, stiamo riaprendo, ci stiamo portando verso la zona bianca, decidete di andare in ferie in Italia, deciderete di acquistare prodotti italiani, vedrete che con il lavoro, la buona volontà e il risparmio ce la faremo. Grazie.